Eder. Mac. Pallister. Quello che oggi mi colpisce di più nella vicenda della morte di Liliana Resinovic è il rischio concreto, drammatico, di non arrivare mai a una verità definitiva. Ho l'impressione che questa indagine sia finita su un binario morto. I proiettili dell'investigazione mi sembrano partire a salve e la macchina investigativa mi appare con le gomme sgonfie da troppo tempo. Sono passati 4 anni e mezzo tra attese, rinvii, verifiche tardive o incompiute in un'indagine per omicidio. Il tempo non è un dettaglio tecnico, è una variabile decisiva. Quando scorre senza risposte, finisce per diventare un regalo per chi ha ucciso. Nel frattempo, Liliana è ancora lì, in un freddo frigorifero della medicina legale di Milano, senza poter riposare dignitosamente in una tomba. Questa condizione pesa sul piano umano e pesa anche su quello della giustizia. Chi indaga non può disinteressarsi dei tempi della propria azione. I tempi devono essere ragionevoli, devono essere adeguati alla gravità dei fatti e devono tenere conto anche delle condizioni delle persone coinvolte. Oggi, dopo oltre 4 anni e mezzo, non esiste ancora un controllo definitivo su elementi decisivi. Penso al contenuto completo del cellulare di Sebastiano Visintin, penso ai dati della GoPro, penso alle verifiche sui dispositivi e sugli spostamenti nelle ore cruciali della scomparsa. Per questo temo che la vicenda di Liliana Resinovic rischi di diventare amaramente un omicidio a statuto speciale, un caso in cui il tempo non lavora per la verità, ma contro di essa. Quando un'indagine finisce nelle sabbie mobili, il pericolo è uno solo, che alla fine resti soltanto il silenzio e una verità che non arriva mai. Mai visti i tempi delle indagini così dilatati. Temo che ormai non si arriverà a una verità definitiva sulla morte di Lilly. La proroga di ulteriori 90 giorni, concessa dal GIP per gli accertamenti di natura genetica, dattiloscopica e merceologica sul caso di Liliana Resinovic, mi ha portato a esprimere tutta la mia preoccupazione. Io seguo Sergio Resinovic dal febbraio del 2022, cioè da un mese dopo il ritrovamento del cadavere di Liliana. E dopo tutto questo tempo vedo ancora un'indagine in cui nel corso di quasi 5 anni non si è riusciti a mettere un punto fermo. Non perché Liliana non ci sia più, ma perché si continua a dover attendere. Se immaginavi all'inizio che 3 mesi di attesa davanti a tempi del genere non fossero gravi, ti dico di no. Sono tempi non ragionevoli. E quello di Lilly io lo definisco davvero un omicidio da statuto speciale, dovuto oltre misura ai tempi di indagine che non tengono conto in modo adeguato delle condizioni personali delle persone che vi ruotano attorno. Sebastiano Visintin, lo ricordo, è indagato. Questa affermazione, che è un'accusa e non una medaglia al valore, certamente comporta il diritto di difendersi, ed è ovvio. Ma anche Sergio, che tra l'altro non sa bene neppure fino in fondo di avere una verità, ha diritto ad avere una risposta in tempi ragionevoli. Io capisco che dopo la consulenza collegiale del team della dottoressa Cristina Cattaneo, l'indagine sia stata ricominciata. Capisco i vuoti di organico e capisco anche che una procura si debba fare carico di molti procedimenti. Però le persone offese e coinvolte guardano al 14 dicembre 2021, al giorno in cui Lilly è scomparsa. E nel frattempo esistono casi simili, almeno come tenuta e impatto indiziario, come quello di Pierina Paganelli, che è del 2023 e che già è approdato a processo. Qual è il rischio, visto che il protagonista in gioco, tra l'altro, è in ottima salute, che non si arrivi a una sentenza definitiva? E questa sarebbe una sconfitta della giustizia. Io faccio presente che
Partecipano al processo anche persone che si sentono incolpevolmente o inconsapevolmente coinvolte. Nella vicenda di Liliana, per esempio, avrebbe dovuto essere sollecitato prima l'incidente probatorio per ascoltare Claudio Sterpin. E tra l'altro in questi anni se n'è andata anche l'amica di Liliana, Laura Grassi, che aveva riferito alcune circostanze. Sono già morti i due protagonisti senza una sentenza e questo per me sarebbe una sconfitta enorme. Ho perso la fiducia. Ci vogliono 5 o 6 anni per 3 gradi di giudizio e il prossimo saranno passati 2 anni e mezzo senza che noi abbiamo ancora preso una posizione tra processo e archiviazione. Io intravedo la possibilità che ci sia davvero una nuova richiesta di archiviazione da parte della Procura, oppure che si giunga a un rinvio a giudizio di Visintin. Io credo ci siano le condizioni per chiedere nei confronti di Visintin, che è un indagato e quindi naturalmente coperto dalla presunzione di non colpevolezza, una verifica dibattimentale, perché sono ancora tante le cose che dovrebbero essere chiarite. Io non mi preoccupo soltanto di attribuire a Lilli una verità definitiva. Mi preoccupa anche il valore da attribuire alla presenza dello zirconio sulle scarpe di Liliana. Si tratta di un elemento neutro per me? No, perché quello che è attribuibile al contatto mirato tra moglie e marito va poi valutato insieme ad altri elementi. Va poi capito in che quantità è stato trovato e se ci sono tracce anche sui vestiti. Se mi chiedi qual è stato l'errore più grave di questa indagine, io ti rispondo senza esitazione: il pregiudizio iniziale del suicidio. È stato lì l'errore enorme, perché ha fatto perdere anni di indagini. Ci si è mossi tardi, quando le prove del suicidio o dell'omicidio erano già andate perse. Solo il 25 marzo del 2022, dopo la nuova consulenza medico-legale, si è capito che bisognava dare una svolta all'indagine. I primi giorni dopo la scomparsa si pensava invece a un allontanamento volontario. L'indagine aveva già le gomme sgonfie sin da subito. Da quando, il giorno dopo la scomparsa di Lilli, Claudio Sterpin si era recato in questura per raccontare delle cose che avrebbero dovuto far suonare un campanello d'allarme, ma non è avvenuto nulla. Il marito e l'amico avrebbero dovuto essere immediatamente allontanati dai contesti che facevano parte del loro vissuto e sottoposti subito a una verifica. Lì dovevano cominciare immediatamente, con una penetrazione approfondita, i controlli sui loro rapporti, sui cellulari, sui telefoni e sui dispositivi. E invece non sono stati neppure sequestrati i telefoni né del marito né dei parenti più vicini. Poi non li recuperi più e diventano inaccessibili. Così si perdono elementi in modo inaccettabile. Se mi chiedi cos'altro mi sorprende, ti rispondo che dopo l'incidente probatorio non c'è ancora un accertamento definitivo sul contenuto del telefono che usava Visintin quando la moglie è sparita e neppure sulla GoPro. Anche nell'interesse di Visintin servono ulteriori risposte. E se poi lui riuscirà a chiarire tutta una serie di cose che ho detto, gli chiederò scusa. Io voglio la verità. Pubblico di McPallister. Qui non siamo davanti al solito aggiornamento da archiviare in una cartellina mentale con scritto "vedremo". Qui siamo davanti a un passaggio pesante, perché mentre Nicodemo Gentile affonda il colpo sui ritardi e sul rischio concreto che il tempo uccida la verità una seconda volta, nella stessa pagina emergono anche gli altri accertamenti ancora in corso. Quelli tecnici, quelli digitali, quelli che avrebbero il compito di stringere il cerchio, ma che invece raccontano quanto la partita sia ancora aperta. Nella seconda fase delle indagini sul caso di Liliana Resinovic, oltre agli approfondimenti affidati al team della dottoressa Flavia Manzon e all'incidente probatorio, la PM Ilaria Iozzi ha affidato ai consulenti altri accertamenti.
Tra questi ci sono quelli su cellulari e altri dispositivi nella disponibilità di Sebastiano Visintin, indagato per la morte della moglie. Un dispositivo che l'uomo aveva consegnato agli inquirenti è adesso oggetto di verifiche per capire se sia stato ripristinato alle condizioni di fabbrica e se al suo interno possano essere recuperati contenuti rilevanti. C'è poi un altro fronte che riguarda i contatti e l'ambiente relazionale. Nella pagina si fa riferimento anche alla youtuber Paola Calabrese, indicata come conoscente. Le operazioni sui dispositivi sono iniziate lo scorso 17 ottobre e sono state affidate a Nicola Chemello, che ha lavorato in questo caso su incarico della procura. È stato lui in un primo momento ad annotare che per circa 2277 aprile del 2022 sarebbe stato possibile recuperare il contenuto dei telefoni cellulari nella disponibilità di Liliana dei portatili e delle memorie dei dispositivi di Visintin, consegnati agli inquirenti. Allo stesso tempo, però, l'ingegnere ha successivamente chiesto ulteriori approfondimenti su quei telefoni e sulla valutazione di eventuali cancellazioni nella memoria di alcuni dispositivi che la stessa procura aveva già depositato. In particolare, Chemello sostiene la necessità di analizzare i cellulari che Paola Calabrese avrebbe accostato e che in precedenza sarebbero stati già utilizzati. Questo significa che gli investigatori vogliono capire non soltanto che cosa fosse presente nei dispositivi, ma anche se qualcosa sia stato eliminato, quando e con quale modalità. Ed è un dettaglio enorme, perché in casi come questo il problema non è solo ciò che si trova, ma anche ciò che non c'è più e che magari c'era. Altri approfondimenti stanno riguardando poi i macchinari usati da Visintin, che secondo quanto si legge non sarebbero stati affidati ai tecnici registrati delle utenze del magazzino di via Donadoni. Qui il punto è delicato. Visintin riferisce di essere rimasto a lavorare per ore nella mattinata del 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa della moglie, e la procura vuole verificare anche questa ricostruzione. L'attenzione in particolare si concentra anche sui consumi dei macchinari per affilare i coltelli, per capire se possano dare un riscontro oggettivo alla presenza, ai tempi di lavoro e all'uso effettivo di quelle attrezzature. Poi c'è la questione GoPro, che resta uno dei capitoli più controversi di tutta la vicenda. La scheda della GoPro di Visintin, sequestrata lo scorso ottobre su disposizione del pubblico ministero, è stata sottoposta a verifiche. La sera prima del sequestro, secondo quanto riportato, Visintin avrebbe formattato la scheda di quel dispositivo, con il risultato che all'uomo sarebbero rimaste dal 10 giugno immagini in bici dalle 12:16 alle 13:33 del giorno della scomparsa della moglie, già note agli inquirenti e al centro di 2 accertamenti. Il primo sarebbe stato svolto dalla squadra mobile, il secondo dalla polizia postale. La polizia postale avrebbe inoltre confermato la ricostruzione fatta dalla squadra mobile. Le coordinate GPS d'inizio dei video, che di fatto costituiscono parte dell'alibi di Visintin, non avrebbero però file che trovano riscontro con quanto dichiarato da Visintin in merito alla durata, alla produzione e alla successiva presunta cancellazione. Proprio su questo la procura vuole capire se e quando siano state apportate modifiche ai video. In sostanza, pubblico di McPallister, oggi il caso ci consegna 2 livelli che si incastrano perfettamente. Il primo è quello politico-giudiziario, se così vogliamo chiamarlo, ed è il grido di allarme di Nicodemo Gentile. I tempi sono diventati irragionevoli, la verità rischia di allontanarsi e la giustizia rischia di arrivare tardi o di non arrivare affatto. Il secondo è quello tecnico-investigativo, fatto di telefoni, memorie, contenuti da recuperare, verifiche su dati cancellati, macchinari da controllare, consumi elettrici da leggere e filmati GoPro da analizzare fino all'ultima traccia. E proprio qui sta il punto più brutale. Non stiamo parlando di dettagli marginali, stiamo parlando di elementi che, se fossero stati cristallizzati subito, oggi forse avrebbero già prodotto un quadro molto più chiaro. Invece si continua a scavare a distanza di anni, cercando di recuperare contenuti, abitudini, spostamenti, tempi, fil, consumi e tracce digitali che il tempo, per sua natura, tende a sbiadire o a rendere contestabili. Per questo il ragionamento che emerge è durissimo. Se davvero le indagini sono partite con il pregiudizio del suicidio, se davvero nei primissimi giorni non si è scavato subito sui telefoni, sui rapporti, sugli spostamenti e sui dispositivi,
allora il ritardo non è soltanto una questione cronologica. Diventa il cuore stesso del problema investigativo. Perché ogni verifica fatta tardi porta con sé una domanda terribile. Se fosse stata fatta subito, oggi sapremmo già molto di più. È questa la fotografia che oggi viene fuori. Da un lato Gentile, che parla apertamente di binario morto, di tempi incompatibili con la ricerca della verità, di rischio concreto che Lilly non abbia mai una giustizia piena. Dall'altro, una lunga serie di accertamenti ancora in corso, dalla GoPro ai telefoni cellulari, passando per memorie digitali, verifiche sui macchinari e approfondimenti sui possibili contenuti cancellati. Tradotto in modo chiaro, il caso è ancora apertissimo, ma ogni giorno che passa pesa come un macigno. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.